Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Siamo passati a Cavanella Po, in località Smergoncino, nel comune di Adria, per vedere l'autodromo di Adria come si presenta a più di un anno dalla chiusura, appunto del 15 gennaio 2022. L'autodromo è al centro di una complessa vicenda legale che ha impedito la sua riapertura. Nonostante ciò, l'avvocato Antonio Cavallaro, che sta seguendo da vicino la questione, rassicura gli appassionati che si sta lavorando per far ripartire l'impianto andriese. L'interesse dei fan delle quattro ruote è testimoniato dalla crescita del movimento su Facebook Salviamo l'autodromo di Adria, dove i fan postano i loro ricordi del circuito e chiedono la sua riapertura. Tuttavia la situazione sembra bloccata a causa della complessa disputa tra la proprietà e i gestori passati e presenti. Nonostante ciò, l'avvocato Cavallaro sembra determinato a fare il possibile per far ripartire l'Adria International Raceway, che rappresenta una risorsa importante per il turismo e l'economia locale del Polesine. Vederlo così comunque dà una grande tristezza.